Granger, Mascolo va fino in fondo, si ferma, non trova spazio per tirare, poi si gira sul piede perno, sbaglia, rimbalzo di Nick Perkins, lotta sotto canestro Perkins, il taglia fuori per il centro. Indubbiamente sì. Perkins, il consegnato proprio per Marcus Reed, taglia Perkins, Reed va fino in fondo, alza la parabola, altri 2 punti, mi sembra che Brindisi abbia cominciato con un'intensità. Circa 8 minuti di gioco e sicuramente non è un bellissimo dato, ovviamente, banale dirlo, ma è la verità. Con Barnella che di sinistro va ad appoggiare nel pitturato, quindi Freeman si ferma, Mascolo a difendere su Spissu, lo scarico per il numero 5, Maya Reyer, che ancora canestro da 3 punti per il nativo di Norfolk. Sono delle guardie adattate al ruolo. Invece questo ragazzo, ecco che adesso però soffia un altro pallone, però soffia un pallone importante e poi schiaccia solito in TV all'NBA, e questo può essere un bel segnale anche per Frank, superando sia Spissu sia il tentativo di stoppata di Sima dalla parte opposta. È altrettanto bravo Jordan Parks a provare a impedirgli il tiro da 3 punti. Ball handling per Freeman che poi si alza da 3. E questo è un gran canestro di Alaric Freeman. Davanti, era stata davanti sul 2-0 iniziale, poi Brindisi era arrivato anche a più 13, adesso Venezia avanti di 1 ma torna dietro di 2 dopo e poi le altre squadre che giocano in Europa, in Eurocup, a cominciare proprio da Venezia. Parte Reed, così si presenta. Io ogni tanto faccio questo sogno, dico, mi piacerebbe giocare 10 minuti con le gambe di giocatori con delle gambe così. Le sì. Gambe di Willis nemmeno sono male, tira in allontanamento e per la rimessa per Brindisi si alza Reed da 3 punti dall'angolo, ancora Marcus Reed. Mascolo, 8 secondi a disposizione per la formazione brindisina per andare al tiro, si alza da 3 Mascolo, il tiro è nettamente sbagliato. Marisma prende un risbalzo pazzesco. In questi momenti le palle pesano anche di più, solito, pesano di più. Guarda che bella palla. A schiacciare sull'assist di Bowman. Era finito su Watt e non c'era più chance perché ci sono forse 30 centimetri tra i due di differenza, no, Roberto? Anche tanti chili. E tanti chili anche. De Nicolao in campo, intanto guardate qui, Risma lotta quando la partita è già finita, ma prende il rimbalzo, Brindisi vince 75-63 e ritrova anche il feeling.